Buonasera a tutti, benvenuti da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche e grazie per aver sfidato una serata non proprio, diciamo, cioè non delle migliori, ecco, climaticamente. Dunque, questa sera presentiamo, come sapete, il progetto, il corso di storia di Vittorio Veneto, interamente sponsorizzato dal Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Innanzitutto vi dico qualcosa proprio per chi non ci conosce, molti in sala vedo volti noti che ci seguono da tanti altri e molti sono già soci del circolo. Allora, il Circolo Vittoriese nasceva il 6 aprile del 1981, quindi nel 2021 compirà 40 anni. È stata proprio da subito fondata come associazione senza scopo di lucro, con finalità civiche e di utilità sociale. L'obiettivo del circolo da sempre è stato quello di promuovere l'interesse per la ricerca storica. I nostri soci e gli amici del circolo proprio frequentano gli archivi e si fa anche fatica a cercare cose nuove. A volte si va intere giornate in archivio e si ritorna a casa senza aver trovato quello che cercavamo. Comunque, ecco, quello è diciamo, il core business, oggi si usa molto l'inglese, del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Quindi noi divulghiamo, valorizziamo gli aspetti di storia locale, soprattutto riferiti all'antico cenedese, non solo storia in senso stretto, ma anche storia dell'arte, linguistica e altre letteratura. Dal 1985 abbiamo pubblicato 11 atti di convegno, 11 volumi degli atti dei convegni che facciamo di ricerca storica ogni 2 anni, e portiamo sempre cose nuove, quindi i nostri convegni, cioè chi viene ai nostri convegni sa per primo le cose nuove. Poi abbiamo pubblicato anche i quaderni di ricerca, e qui c'è un po' ricerca e un po' anche conferenze, e ci sono parecchi quaderni. Ecco, tutto questo materiale è stato messo su una piattaforma online, accessibile a tutti, chiunque può leggere, può scaricare, che si chiama Accademia Edu. Quindi Accademia Edu, andate, trovate Circolo Vittoriese, digitate e vedete tutto quello che abbiamo fatto. Quindi è abbastanza, anzi ormai è accessibile a tutti, anche perché molte delle nostre pubblicazioni sono ormai esaurite e quindi non c'è che chiedere in biblioteca se uno è interessato. Allora, perché la storia di Vittorio Veneto? Già qualcosa ho detto, nel 2021 il circolo compirà 40 anni e questo è un anniversario importante. Antonella, c'è un posto in prima fila. Dunque, questa impresa che oggi proponiamo, illustriamo, portiamo all'attenzione di tutti è proprio per celebrare questo importante anniversario del circolo. Allora uno dice, ma perché proprio la storia di Vittorio Veneto? Beh, sostanzialmente perché questa scelta nasce dalla constatazione che un vero e proprio testo di riferimento di storia per Vittorio Veneto non c'è. Mi spiego, ci sono tanti volumi, lodevoli studi, anche interessantissimi, di studiosi locali, anche nostri, però trattano degli aspetti, quindi Serravalle, Ceneda, più Serravalle che Ceneda, insomma se si cerca un testo unico sulla storia di Vittorio Veneto ad oggi non c'è. E quindi quello che noi prevediamo è proprio di dare alla città questo strumento nuovo, che è uno strumento che è destinato al largo pubblico, quindi sarà anche concepito in questo modo. Non ci saranno tutte quelle noiose note a piè pagina che appesantiscono il testo.
ci sono 2 curatori che devono leggere e rendere compatibili l'uno con l'altro anche i vari interventi poi di quello che sarà appunto il testo. I 2 curatori sono in prima fila, chiederei di alzarsi perché almeno vi vedono. Ecco. Merita un applauso perché hanno cominciato già a fare il loro lavoro. Ecco, quindi la scelta è stata per un testo divulgativo, un testo che non contenga dei troppi tecnicismi, diciamo, che oggi molto spesso ci sono nei testi accademici, ma è giusto che ci siano lì. Però se vogliamo raggiungere tutti, il cittadino di Vittorio Veneto, lo studente, la persona interessata, la persona di passaggio, insomma, la città deve avere un testo diciamo che tutti possono approcciare. Ci sarà naturalmente poi la bibliografia di riferimento, questa senz'altro, ci saranno anche molte illustrazioni, mappe, ci saranno anche chiamiamoli, degli approfondimenti. Faccio un esempio. Poi tra l'altro ve li faccio anche vedere, ma se all'interno di una lezione, di un testo, dovesse esserci un capitolo, come cito ad esempio Monte Altare, non come spesso si usa anche un altro nome che non ha fondamento, comunque è Monte Altare, ecco, verrà fatto proprio un approfondimento solo per Monte Altare. Potrebbe essere per esempio per i lanifici a Vittorio Veneto, per le filande, per le centrali idrauliche. Poi comunque sono una ventina questi approfondimenti per ora, perché il testo potrebbe anche rivelare delle sorprese e quindi porteremo, insomma, penso un prodotto di alto livello, affidabile. Ecco, non voglio però che passi l'idea che sia un testo banale, assolutamente no, non facciamo sconti alla scientificità del testo, assolutamente, proprio questo i 2 curatori sono qui per questo, insomma, ecco, non ci sarà questa caduta, ecco, di stile, assolutamente, però il testo deve poter essere leggibile da tutti, questo sì, e quindi divulgativo, giornalistico, ecco, questo forse è il messaggio più giusto. I relatori sono, forse qualcuno di voi leggendo il programma, a proposito c'è uno strumento che ho messo anche fuori, è un segnalibro con tutte le lezioni, chi tiene le lezioni, e ci sono anche dei recapiti. Dicevo, i relatori sono stati cercati prima di tutto all'interno del circolo vittoriese, abbiamo tante competenze all'interno, persone molto preparate, e quindi una buona parte delle lezioni e quindi poi delle lezioni nel testo saranno firmate dai nostri soci. Ci sono altri studiosi che sono stati scelti sempre per competenza sulla materia, e sono in genere persone vicine al circolo, quindi persone che comunque in qualche maniera o frequentavano i nostri convegni o hanno scritto nei nostri atti, perché siamo aperti anche alle collaborazioni. Ecco, quindi troverete, per chi non li conosce, troverete veramente un corpo insegnanti, un corpo docenti di tutto rispetto. Abbiamo la collaborazione innanzitutto dell'assessorato alla cultura. All'assessore Iuliano abbiamo presentato questo lavoro prima dell'estate e l'abbiamo anche, vista la sua competenza in storia dell'arte, l'abbiamo anche arruolata per fare 2 lezioni. Quindi
procediamo in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto e con altre associazioni. Allora cito per esempio l'Università Lunipinto. Ecco, l'Università ha provveduto a mettere tutte le lezioni che faremo nel calendario delle lezioni dell'Università. Quindi gli studenti dell'Università se la trovano già inserita. E di questo ringrazio il Presidente, che non vedo più, ma era qui prima. Poi il GAC, Gruppo Archeologico del Cenedese, avremo diverse relazioni fatte da loro, Serravalle Viva, l'Associazione Zeneda, Sintesi e Cultura, il Centro Italiano Femminile. E poi devo ringraziare anche la fotografa Roberta Marcon, che ha accettato di essere la fotografa, quindi andrà a fare quello che i relatori non ci consegneranno o non riusciranno a fare in proprio. Lei andrà e farà queste foto, e chi la conosce, chi ha visto come lavora, non può che essere contento, perlomeno io sono molto contenta. Ecco, prima di passare a illustrarvi il progetto, che comunque in parte conoscete già perché era già uscito, almeno è qui, ma anche è uscito per gli insegnanti, so che l'ho mandato a tutti i presidi, quindi penso che almeno l'abbiate preso visione. Passo la parola al nostro relatore di questa sera, che prima però vi presento. Posso? Su nel tanto. Allora, il professor Bruno Callegher, che farà, vediamo se ecco, sì, dovevo dirvi anche questo. Prima di presentarvi il nostro relatore, vi volevo dire che, allora, chiarisco, non c'è iscrizione al corso, non l'abbiamo messa. Ci sarà invece attestato per chi lo richiede, un attestato di frequenza. So che parlavo prima con un insegnante e mi diceva che questo attestato le viene riconosciuto, per cui noi ben volentieri lo diamo. Cerchiamo però di chiederlo prima, perché poi è un po' difficile. Chi si occupa di dare poi fisicamente gli attestati è la nostra socia Luisa Botteon, che questa sera, in questo momento, non è qui. Poi invece c'è il socio Massimo Busso, che prego di alzarsi così. Ecco, lui è Massimo Busso, che prenderà, grazie Massimo, prenderà le presenze. A lui gentilmente fornite il nome e cognome, la mail, perché vi mettiamo nella newsletter del circolo. Se succede che per, non so, la neve, per dire, neve alta, ci sono dei problemi per accedere, insomma, per arrivare qui, dovremo informarvi, quindi se ci sono particolari problemi per cui le lezioni subiscono delle variazioni o altro. Al momento non ne abbiamo, però insomma è giusto che ci diate la mail, così vi informiamo sia per email, quindi vi arriva la newsletter, e potete anche comunque raggiungerci via Facebook. Se mettete il mi piace troverete che via Facebook noi aggiorniamo la pagina, e queste informazioni andranno anche via Facebook. Del segnalibro vi ho già detto, e allora adesso penso di potervi presentare il professor Bruno Callegher, laureato all'Università di Padova in lettere, per 14 anni insegnante nella scuola secondaria, per 10 anni conservatore del Museo Bottacin di Padova, dal 2006 all'Università di Trieste, dove insegna da professore ordinario numismatica, storia della moneta e museologia per supplenza. Autore di più di 200 pubblicazioni, dirige collane editoriali e partecipa a vari consigli scientifici delle riviste del suo settore disciplinare. Io ti lascio la parola. Si spengono le luci? Anche quella centrale? Sì, sì, io parlo.
Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie per l'invito. Quando gli amici di Vittorio Veneto che conosco e con i quali collaboro potete spegnere tutto perché io parlo senza leggere. Mi invitarono, che conosco attraverso una rivista che io ritengo veramente molto importante e interessante, che è l'Archivio Storico del Cenedese. Mi hanno proposto di una lezione introduttiva all'attività annuale del circolo vittoriese. Ho avuto un attimo di, non volevo dire di no, ma ho avuto un attimo di perplessità e di sgomento, perché mi sono chiesto che cosa racconto io che non sono vittoriese. Ho guardato però i calti della mia biblioteca a casa, dove da un po' di anni raccolgo la documentazione delle pubblicazioni relative al territorio di Vittorio Veneto, Oderzo, Conegliano, Sacile, eccetera, e ho capito che la mia biblioteca non avrebbe retto una lezione. No, ma mi serve per le icone locali per guidare, grazie. Non avrebbe retto l'ampiezza di quella di Giampaolo Zabonelli, che ho visto non direttamente ma in fotografia e in internet. E allora mi sono proposto di fare un intervento che porta il titolo Il mito di Narciso e la storia locale, criticità e nuove prospettive, con l'idea che guiderà questo mio intervento, che è un adagio latino, che è amicus Plato sed magis amica veritas, cioè siamo tutti amici, ci conosciamo, però dobbiamo anche dirci con chiarezza le cose che vanno bene e quelle che non funzionano. Dunque, la storiografia del vittoriese ha credo, una estensione secolare, però mi concentro su quello che è stata la storiografia maturata nel Settecento e poi sviluppatasi nel corso dell'Ottocento. L'attenzione in questi 2 secoli era soprattutto un'attenzione alla storia ecclesiastica, tant'è che nei titoli, ne cito alcuni presi da un libro che segnalerò dopo e che io ritengo capitale per ogni ricerca che si faccia in questo territorio. Forse lo conoscete, anzi sicuramente meglio di me, Jacopo Bernardi, Cenni storici intorno alla chiesa e diocesi di Ceneda, il castello di Cavolano, oppure la Valmareno, oppure ancora una fonte che secondo me andrebbe davvero esplorata fino in fondo, che era il Manacco ecclesiastico delle città e della diocesi di Ceneda, oppure per quanto riguarda il territorio un po' più lontano da voi, il Museo Pitergino, scritto nel 1874 e che resta per moltissimi versi un testo ancora insuperato, oppure il famoso Picotti, i Caminesi e la loro signoria, nel Trevigiano tra il 1283 e il 1312. Come dire che solo molto lentamente nel corso del 1700 e del 1800 la storiografia di questo territorio è passata da un interesse per le vicende delle classi dominanti di allora, che era sostanzialmente il clero, cioè coloro che sapevano leggere e scrivere, e qualche famiglia aristocratica, a storie più generali relative ai fatti accaduti in questo territorio. Questo tipo di storiografia vede oggi alcuni attardamenti storiografici anche piuttosto recenti. Penso a questo A Ceneda con San Tiziano Vescovo e i suoi successori, un libro certamente interessante ma che è un tipo di natura sostanzialmente cronachistica, oppure anche questo libro su Rua di Feletto, scritto dallo storico, credo Don Nilo Faldon, che affronta certo le vicende ecclesiastiche di questa interessante comunità monastica, ma ha una prospettiva fondamentalmente localistica. Che cosa succede poi in questo territorio dal punto di vista della ricerca storiografica?
Succede che arrivano, certo non subito, le esperienze, le novità storiografiche che maturano in Francia con gli analisti. Per chi si occupa di storia sono nomi piuttosto noti: Marc Bloch, Lucien Febvre, Henri Pirenne. Una storiografia che è definita analistica, ma che si impernia su due caratteristiche fondamentali: il rinnovamento integrale, non più la mera cronaca, non più solo la storia di tipo militare o politica, ma l'apertura alla sociologia, alla geografia, alla cartografia, ai piccoli archivi, all'alimentazione, ai dialetti, alle malattie, ai medici, eccetera. E poi il radicamento in una rigorosa ricerca d'archivio, argomento sul quale tornerò più volte nella mia comunicazione, perché per ricostruire i fatti ci vuole metodo, un metodo filologico, un controllo preciso delle fonti e delle affermazioni che si trasmettono. E poi una revisione con coraggio di quanto è stato fatto prima di noi, perché quanto è stato fatto prima di noi ha la necessità di essere inverato con i metodi moderni della storiografia, perché non possiamo continuare a veicolare affermazioni e convincimenti in modo dogmatico. E quindi questa è una storiografia che arriva, e arriverà anche qui, e vedrete in modo davvero molto interessante, soprattutto dopo l'istruzione di massa e l'apertura a tutti dell'università con la legge del 1962. Accanto alla storia analistica arriva anche, attraverso la lettura e lo studio, quello che voi definite, o anch'io posso definire, microstoria, ma per certi aspetti anche storia globale di un territorio. I volumi che hanno formato la nostra generazione di persone interessate alla storia sono molti, ma uno tra tutti riveste una funzione quasi di prototipo. Un libro molto famoso di Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi, scritto nel 1976, che è stato anticipato da circa un anno prima, del 75, sempre pubblicato da Einaudi, da un volume Giochi di pazienza, un seminario sul beneficio di Cristo. Per voi vittoriesi il seminario sul beneficio di Cristo costituisce un punto di riferimento, non voglio usare una parola retorica, epocale, ma quasi quasi lo si può dire. Che cos'è questo, il seminario, che cos'è il beneficio di Cristo? È uno dei libri più rivoluzionari che fu scritto attorno al momento della riforma protestante e in realtà scritto probabilmente, insomma, il luogo di redazione è ancora discusso tra la Sicilia e l'Italia meridionale, da Benedetto Fontanini, e poi ampliato da Marcantonio Flaminio, che come voi tutti sapete essere un vittoriese. Un libro un vero successo editoriale per quel momento, un libro messo all'indice, bruciato, distrutto e solo alla metà dell'Ottocento riscoperto in una biblioteca inglese. Ora, questo libro segna un rinnovato interesse per la storia locale, ma vi è anche la storia globale, cioè la storia moderna, quella che quello che i mezzi informatici ci mettono a disposizione attraverso la statistica, la rivoluzione documentaria, la storiografia quantitativa. Cioè noi oggi abbiamo a disposizione una enorme quantità di dati, talvolta talmente vasta questa quantità, difficile da padroneggiare. Però questa storiografia ci aiuta, questi mezzi ci aiutano a spezzare l'idea di un tempo unico, come siamo abituati, in una sequenza omogenea di un prima e di un dopo, per aprirci invece a una nuova dimensione cronologica, che è il tempo dei sentimenti, che è il tempo delle relazioni familiari, che è il tempo dell'operaio, che è il tempo dell'artigiano, che è il tempo del pensiero o di una corrente artistica.
che si sviluppano non nella cronologia che noi conosciamo, ma secondo altri parametri. E poi questa ampiezza di dati ci consente di superare luoghi comuni e etichettature. Ma prima di arrivare all'oggi c'è stato, per quelli della mia generazione, il tempo del ciclostile. Il tempo degli anni 70, quando, per venire a voi, a questo territorio, si forma un gruppo archeologico, il gruppo archeologico del Cenedese. Questi primi quaderni stanno nei miei scaffali a casa, sono ciclostilati e affrontano con i metodi proposti dagli analisti francesi una storiografia archeologica documentale partendo dalla geografia, oggi diremmo dalla georeferenziazione di un sito. Questo volume, questo fascicolo è dedicato all'insediamento preistorico del Palù di Cordignano. Un altro ancora riguardava i reperti archeologici del Museo del Cenedese. Siamo negli anni 70. Questa generazione aveva allora forse 22, 23, 24 anni, forse non si erano neppure laureati, ma avevano capito, avevano sentito il mood della novità che arrivava proprio dall'arrivo in Italia delle annales e della ricerca come del tipo di Carlo Ginzburg. Mi dispiace se non si riesce a vedere bene, ma forse vale la pena di leggere una indicazione metodologica che io reputo ancora oggi capitale e imprescindibile e che dovrebbe essere sempre rispettata, anche se molto scomoda. Dicono, scrivono gli autori, che sono elencati qui, alcuni forse saranno anche in sala, alcuni forse non ci saranno più. Purtroppo di tutti questi reperti, si riferiscono ai materiali del museo archeologico, non esiste un inventario e non sono quindi note le località di rinvenimento. Sappiamo però che gli oggetti archeologici del museo del Cenedese facevano parte in origine della collezione Troyer, fondatore del museo, che a sua volta aveva ereditato la collezione di Carlo Graziani, appassionato cultore di antichità locali. Attraverso le loro testimonianze scritte possiamo tentare, ottimo verbo, di individuare le località, che quindi non conosciamo con sicurezza, anche alla luce dei ritrovamenti di ricerca successivi. Prendiamo anche per buona nota, scusate, le informazioni che di tanto in tanto, e anche questo è una delimitazione di acribia notevole in quella gioventù, di tanto in tanto che appaiono in pubblicazioni di alcuni studiosi, ed in particolare di Luigi Marson, di Carnerutti, di Antonio Moret, di Vitale, di Berti Boccazzi. E cioè questa generazione ha capito che l'acribia della tradizione su un territorio è imprescindibile per una ricostruzione storico-archeologica degna di questo nome. Non lontano da qui, nel Coneglianese, sempre negli anni 70, si forma un gruppo di studiosi, credo guidati da Luciano Cagnato, credo. Questo è il primo numero, anche questo ciclostilato, a spese del comune di Conegliano. È la rivista che credo esista ancora, che si chiama Storia Dentro. Percorrere l'elenco dei contributi dall'ampiezza degli interessi, si va da studi su Foscolo alla presenza di Napoleone in questo territorio, saggi di archeologia, di malattie, l'Ottocento nel Coneglianese, eccetera. Ancora più efficace è il numero 2, che conservo ancora nella copia originale, eccolo qua, e aveva anche dal punto di vista dell'organizzazione grafica qualcosa di davvero intuitivo, perché questi giovanotti hanno avuto la straordinaria pensata di allegare al numero 2
questo è l'originale del Tempo, il fascicolo con tutti i documenti allegati di quello che loro avrebbero trattato. In questo numero 2 compare un articolo che io consiglierei, se mi posso permettere, al Circolo Storico Vittoriese di leggere in una prossima seduta, perché è un articolo che ha una profondità metodologica, filosofica, eccetera, che mi ha molto impressionato leggendolo adesso. La storia dentro continua, c'è poi il Flaminio che vedete qui, non mi dilungo perché credo che voi lo conosciate alla perfezione in tutta la sua storia e la sua fondamentale importanza per questo territorio. Dico solo che l'ambito di ricerca anche per il Flaminio è ampio, proprio nella luce della storiografia analistica francese. Si va dall'archeologia agli oggetti di ornamento medievali a Tarzo, maternità e infanticidio nel Valmareno, le soppressioni monastiche in epoca napoleonica, lo studio su alcuni personaggi come la famiglia da Ponte, i Casoni, le invasioni, perfino un'apertura, una finestra sulla modernità, e cioè l'invasione del 1917-18, ma la cosa nuova del Flaminio è che ci sono contributi di scienze naturali, perché anche la terra, la geologia, il clima, la vegetazione e la flora meritano l'attenzione da un punto di vista storiografico. Mi permetto poi di segnalare forse alcune riviste non certo facili oggi da trovare, che erano delle riviste che avevano al loro interno ampi contributi sui dialetti, su aspetti di storia locale minore. Sono queste, hanno avuto una vita tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Dopo gli anni 80 non ho scelto esemplificazioni di volumi di persone che conosco, perché avrei potuto essere, come dire, antipatico scegliendo uno o l'altro, dimenticare qualcuno. Allora, per sottrarmi alla contumelia degli amici e dei colleghi, ho scelto alcuni dei casi che sono nella mia biblioteca. Negli anni 80 la storiografia si apre a monografie di carattere tematico. Vi propongo qui la Valmarena dei contadini e dei feudatari, la trascrizione di documenti, oppure un approfondimento di modernità, di storia del 8-900, tracce e ricordi di protagonisti a San Fior negli anni che vi ho detto. Oppure l'apertura di nuove prospettive di ricerca, la storia dell'arte, soprattutto all'interno degli ambienti ecclesiastici, come è questa monografia a 4 mani su Santo Stefano del Meschio, oppure Laguna, Lidi e Fiumi, la storia della cartografia di questi percorsi nelle loro esondazioni e nella modifica del loro alveo, oppure boschi della Serenissima, con particolare riferimento a quelli del Cansiglio. Ma anche proprietà e impresa nella campagna trevigiana all'inizio dell'Ottocento, e un volume notevole sulla statistica delle elezioni, ma anche una sorta di continuità dell'inchiesta agraria Iacini, la provincia di Treviso, tra 1815 e 1965, dove ovviamente il vostro territorio è molto presente. Vi fu anche negli anni '80 il tentativo di una ricerca storica molto attenta al mondo contadino e alla trasformazione dei mezzi di trasporto, delle tecniche di conduzione della terra, guidata da uno che ho conosciuto, ma insomma se n'è andato molto giovane, si chiamava Giorgio della Barba. Una intitolata Treviso l'altra e l'altra Terra Madre. Era un metodo di ricerca davvero innovativo, perché metteva insieme la fotografia, le testimonianze dirette, le interviste, e osservava il territorio e la modifica antropologica delle relazioni,
insomma, il cambiamento della società di quegli anni, utilizzando non tanto il documento scritto quanto la testimonianza orale, la testimonianza fotografica. Mi avvio a chiudere questa parte illustrativa con un testo molto, molto noto, che è La cultura in estinzione, di un sociologo dell'agricoltura, che a un certo punto si è improvvisato anche come dialettologo e raccoglitore, che si è meritato però, bisogna dirlo, un giudizio sferzante di Giovanni Battista Pellegrini. Ma non c'era solo una cultura in estinzione, non si estingueva una cultura, cambiava, e però bisognava prestare attenzione, per esempio, alle sopravvivenze delle zone collinari come è la Civiltà del Castagno, eccetera. Chiudo questa prima parte richiamando voi tutti a un testo che io reputo imprescindibile, che è il saggio di bibliografia del Vittoriese. Guardate, non esiste, non è facile trovare per un territorio un volume come questo che parta dalla prima citazione cartografica del 1470-1480, adesso la data precisa non me la ricordo, che è il Dicta Mundi, comincia proprio con questo libro e si spinga a censire tutte le occorrenze di volumi, di citazioni, articoli, libri, eccetera, su un territorio. Non lo ha Conegliano, non lo ha Treviso, fu un lavoro, io non ho conosciuto personalmente questo autore, Ruzza, ma è una pietra miliare imprescindibile. Se uno vuole occuparsi della storia di questo territorio non può non avere questo libro sul tavolo. E l'accuratezza esecutiva ha qualcosa di impressionante, perché non si limita a censire i libri, ma fa anche un piccolo regesto, fa l'elenco delle persone, dei nomi, delle occorrenze che lì vi sono. Dunque, l'archivio e la bibliografia non sono però sufficienti, ci vuole il metodo, perché se ci fermiamo alla bibliografia e all'archivio, al fascino della carta, della scoperta, e ci limitiamo a copiarlo, trascriverlo, fotografarlo, riprodurlo, sì, facciamo un buon servizio, ma non facciamo storia. E questo è molto spesso un rischio che si corre quando si guarda solo al proprio mondo, si guarda solo al proprio paese, solo alle proprie relazioni e non ci si apre, ed è quello che io definisco la tentazione dello specchio, e cioè Narciso è concentrato su di sé, è quasi privo di quello strumento di comunicazione universale che è la voce, cioè il saper raccontare. Il sapere narcisistico è un sapere intransitivo, resta su di noi. Farò qualche esempio proprio in nome di quell'adagio latino, Amicus Plato. In un libro del 2003, molto cartonato, molto costoso, molto illustrato, molto rilegato, bellissimo, pagato da una banca, ovviamente con i soldi dei correntisti, si legge che ci sono certezze che ci giungono dalla tradizione orale latina. Poco dopo, che molti reperti fanno presumere con certezza che Plinio nel 113 si occupò di geografia, che Opi Tertium avrebbe a che fare con l'abbondanza, che Cesare morì assassinato nel 44 d.C. e che la città ebbe le sue mura, i palazzi, i ponti, le ville, i palazzi, le piazze, i templi pagani non ancora compromessi dal crescere della cristianità. Diciamo che queste sono cose dal punto di vista storiografico, si possono stampare, ma sono intollerabili. La prima, la tradizione orale latina non giunge fino a noi, perché la tradizione orale latina, una volta che è registrata e scritta, diventa tradizione scritta.
che molti reperti fanno presumere con certezza, o si presume o si è certi. Il Plinio del 113, ahimè, è il figlio di Plinio il Vecchio, e quindi siamo un po' di anni prima. Che opi ricchezza ci si confonde, perché il prefisso opi, insomma qui epi, con il sostantivo, insomma, non ci sta proprio. Certo, Cesare morì nel 44 a.C., questo può essere considerato un errore, come dire, di tipografico, però anche correggere le bozze è una competenza, soprattutto in casi come questo. Il punto 6, che cioè la città, le mura, eccetera, furono compromessi dal crescere del cristianesimo, è un'affermazione non commentabile. C'è un altro cedimento narcisistico, secondo me, lo illustro attraverso titoli di 2 libri che interessano il vostro territorio: La lunga stagione culturale dell'Homo cenetensis, dalla preistoria all'alto medioevo, al medioevo. La sola presunzione di scrivere a una mano la lunga stagione culturale che va dalla preistoria al medioevo mi sembra una visione delle proprie capacità davvero straordinarie, ma non si può scrivere Homo cenetensis, perché questo non mi risulta che dopo, assieme all'uomo di Cro-Magnon, Neanderthal, Pechinensis, Javensis, ci sia anche un Homo cenetensis, ma questo veicola l'idea di una sorta di continuità, come dire, che in questo territorio ci sia una specificità etnocentrica che mi sembra molto difficile, perfino da pensare. Il secondo, la civiltà barbarica nell'alto medioevo, il solo commento a questa statuina che c'è, chi ha pratica di bronzi antichi si accorge che questa statuina è un collage di fusioni messe insieme di pezzi di tempi successivi. Dovremo sfogliare questi libri e commentarli, ma questo dovrebbe essere un vostro compito, quel coraggio dell'acribia sulle fonti precedenti, davanti al quale non dovreste avere la paura di fermarvi. Poi l'esercizio di mestieri che non si sanno, che è il mio, che sono uno studioso di storia della moneta, in questo libro In Numis Historia, beh, insomma, l'autore di questo libro ha trasformato la sua collezione personale in un racconto del ritrovamento di 3 tesori monetari nell'area di San Giovanni del Tempio. Questo non può essere, perché è una falsificazione storica. Vi è poi la tentazione della toponomastica e dell'onomastica. Guardate che in questo ambito c'è di tutto e di più, come vi farò vedere, perché la fonetica e la glottologia sono 2 discipline molto rigorose e molto difficili, non sono un'opinione. Ho preso questi esempi in un libro pubblicato dal comune di San Fior, quindi con denaro pubblico. La cosa ha il suo rilievo, perché essendo denaro pubblico finisce poi in tutte le famiglie e si veicolano cose molto interessanti. Dunque Belvedere è un topos linguistico e topografico che si trova dappertutto, però ci dice l'autore che Belvedere proviene da Buenos Aires. Però è interessante, no? Ecco. Ma la cosa ancora più interessante è che Ben è un cognome che viene dal Marocco. Sì, probabilmente si riferiva a un abitante di San Fiore in questo momento, ma Ben non è che viene dal Marocco. Se vogliamo porlo in una posizione di origine, diciamo che viene dall'Arabia Saudita, perché Ben significa in arabo figlio, Ibn, e quindi Ben vuol dire figlio di, Ben Allah, Ben Muhammad, Ben quel che sarà. Però, insomma, questa è una... C'è un'altra, Vigal, anche qui, ci dice proveniente il cognome da Cimodolmo, presente nel Trevigiano prevalentemente a Ormelle, io che sono di lì dico che è proprio così, con lievi occorrenze nelle province di Venezia e Torino. Ma Vigal, la L, è una liquida, per chi sa di fonetica, che si può rotacizzare in R e forse anche diventare una T occlusiva, linguaggio, capite, molto complicato, molto difficile, per cui
se c'è una possibilità di un confronto è con Bigat, dove c'è un'altra occlusiva dentale sorda, linguaggio molto difficile, insomma, datelo per buono, che significa appunto baco da seta che non ha prodotto il suo bozzo. La cosa ancora più interessante è questo cognome Cocker o Cocker, non ha messo l'accento, quindi leggiamolo non come Cocker ma come Cocker. Beh, scrive, cognome raro in Italia, originario di Accra, Ghana, di significato sconosciuto. Se però andiamo a vedere il vocabolario del dialetto della Valle d'Istria, Rovigno, pubblicato nel 2015, ho sbagliato la data, perdonatemi, ho messo 2105, 2015, riporta le seguenti espressioni: sto anno il cocherio fatto bei frutti, o anche la puiana se sulla rama del cocher. Che cos'è il cocher? Il cucher, ecco, la Douglas Reggio. Dunque, non male, dal Ghana al dialetto veneto dell'Istria, mi sembra un passaggio molto molto interessante. Allora, come considerare questi cedimenti? Nella microstoria, che cosa si dovrebbe fare? Beh, prima di tutto, credo che dovremmo tutti, con onestà intellettuale, fare il nostro mestiere, e cioè praticare un rigore filologico sempre. Che cosa vuol dire rigore filologico? Vuol dire che si deve sempre rispondere alla domanda quando noi leggiamo, ed ecco che cosa servono i paratesti, le noiose note a piedi pagina dei nostri articoli. Servono a dare al lettore, colto o non colto, la possibilità di rifare il nostro itinerario di ricerca e il nostro itinerario mentale. Se un medico in sala operatoria sbaglia le suture dei punti, dopo aver fatto un'operazione importante, le suture si rompono, il medico passa brutti quarti d'ora. Se un architetto sbaglia i calcoli della costruzione di un ponte, ne abbiamo la visione in questi ultimi tempi. Se invece uno scrive le cose che vi ho fatto vedere prima, non succede niente, paga spesso la finanza pubblica, cioè i comuni, pagano le banche, oppure pagano degli sprovveduti acquirenti di questo libro. Dunque è una questione etica quella di rispettare sempre il rigore filologico nella nostra ricerca. Dunque, quali prospettive, secondo me, da non vittoriese vedo perché si superi con metodo e si aprano nuove prospettive di ricerca in territori inesplorati e, secondo me, insondabili per profondità? Beh, prima di tutto una storiografia dell'industria, perché la storiografia dell'industria mette questo territorio in connessione con il mondo dove i prodotti qui realizzati verranno venduti e smerciati. Penso alle spade, ma penso soprattutto all'industria tessile a cui la vostra Presidente ha fatto riferimento. L'apertura ai sistemi di ricerca, e cioè l'apertura agli studi quantitativi statistici. C'è un mare magnum di archivi del tutto inesplorati che attendono le vostre ricerche. E per questo ho aggiunto sotto: non fatevi condizionare dalla supponenza degli antichisti, di noi antichisti, che siamo forse più adusi a questo tipo di metodo. Non abbiate paura di esplorare, di raccontare e di dire quello che cercate su questi argomenti negli archivi che riuscite a raggiungere. Un altro aspetto sarà la storiografia dei gruppi umani e delle società, cioè la storiografia della scuola, della famiglia, della modifica delle mentalità, dei partiti politici, eccetera. Il teatro. Ho fatto una piccola indagine prima di venire qui su che cosa sappiamo dei teatri attivi nel territorio del Cenedese.
Per esempio qui voi avete sicuramente avuto due grandi esperienze teatrali che sono peraltro molto antiche, perché per esempio il teatro sociale, detto anche nuovo teatro di società, fu inaugurato il 4 agosto 1825 addirittura con l'Otello di Rossini. Oppure a Serravalle c'era un teatro sociale, poi diventato comunale, che nell'agosto del 1879 fu inaugurato con il ballo in maschera di Verdi. Anche questo è un mondo, credo, sconosciuto. Poi il ruolo dei rappresentanti nel Parlamento post 1866 fino alla fine del XX secolo. C'è un mare di documentazione che i vostri rappresentanti hanno prodotto con interrogazioni parlamentari, proposte di legge, partecipazioni a commissioni, relazioni, interrogazioni, eccetera. Tutto questo è ancora silenzioso. E infine, rompere i confini e ricostruire relazioni. Marcantonio Flaminio, se fosse rimasto a Vittorio perdonatemi questa sovrapposizione, ma insomma nel vostro territorio che oggi si chiama Vittorio Veneto, sarebbe stato un modesto grammatico latino. La sua notorietà nasce dal fatto di aver avuto il coraggio di superare i confini, di non preoccuparsi del tempo, di farsi implicare nelle questioni più spinose, più drammatiche, che era la riforma della Chiesa Cattolica, la discussione teologica sulla giustificazione, eccetera, eccetera. Ma questo non lo ha fatto qui, lo ha fatto a Napoli, a Roma e in giro per l'Italia di allora. Quindi rompere i confini, non restare chiusi dentro il proprio ambito, perché il cenedese esiste e si capisce nelle relazioni con gli altri e con le altre dinamiche territoriali. E allora perché fare storia nella piccola dimensione e soprattutto chi la fa? Beh, all'ultima domanda credo di aver già risposto. La si fa perché ci appassiona la conoscenza del nostro mondo, perché come sempre ci interessa, per dirla con un famoso scrittore spagnolo, lo mismo lo che ha muerto, il motivo per cui sono morte famiglie, esperienze, attività, sentimenti, correnti artistiche, eccetera. Ci interessa capire il perché e ci interessa soprattutto, come giustamente ha detto la vostra Presidente, dirlo in un modo comprensibile, non paludato, ma rigorosamente scientifico, cioè applicando quella buona prassi del controllo delle fonti e dire sempre se la fonte è accettabile o se la fonte deve essere respinta. Grazie. Forse ho bisogno della luce orienta, grazie, almeno quella centrale. Grazie professore, faremo tesoro soprattutto degli avvertimenti, perché sì, quelli ci vogliono. Allora, torniamo un attimo. Storia di Vittorio Veneto. Questo vi ho già parlato. Ecco, partiamo con la squadra, le lezioni. Allora, innanzitutto le lezioni si terranno qui, in questa sala, a partire dalle 17:30 del 10 gennaio. Il 10 gennaio, quindi, si alterneranno Carlo Mondini, Pier Giorgio Cescofrade, sono archeologi di Belluno che conosciamo bene, anche per la produzione proprio di testi e la ricerca che hanno fatto. Il titolo della lezione sarà Preistoria dal Neanderthal al Bronzo, dal 40.000 a 2.000 anni avanti Cristo. Poi Gianni Riviera, presidente del gruppo archeologico del Cenedese, ci farà l'inquadramento territoriale Bronzo, Antichi Veneti, Celti e Romani. Dottor Giorgio Arnosti, siti e reperti dello stesso periodo.
Andiamo avanti, Alto Medioevo, 14 febbraio, quindi qui trattiamo i secoli dal XVI al X. Ecco, ci sono io, Goti, Longobardi, Franchi e Regno d'Italia, poi di nuovo dottor Giorgio Arnosti, per lo stesso periodo Siti e Reperti, e quindi Massimo Busso con le fonti storiche dell'Alto Medioevo, Agazias, Venanzio Fortunato, Paolo Diacono, eccetera. Periodo pieno medioevo, il professor Dario Canzian dell'Università di Padova, sì, che ci farà appunto i liberi comuni, impero, liberi comuni, signorie. Poi la lezione del dottor Massimo della Giustina, Ida Camino, e questa penso che sia veramente particolarmente interessante. Quindi l'architetto Mauro Vedana ci farà vedere quel che resta dei castelli medievali, Serravalle, Ceneda, Fregona, forse no, forse qui era prima che decidessimo, comunque Formeniga c'è, Rocca, Palasi, Sant'Eliseo, San Gottardo. Poi la lezione di aprile non ci sarà, perché in aprile noi, il 18 di aprile, abbiamo il convegno di ricerche storiche, che dura un giorno e di cui avrete notizia dalla stampa, quei convegni di cui parlavo in apertura. E poi passiamo direttamente all'8 maggio, la diocesi, organizzazione e arte sacra. E qui abbiamo Giovanni Tomasi, la diocesi di Ceneda, dalle origini al Settecento. Quindi la dottoressa Silvia Bevilacqua, storia dell'arte sacra, XIII-XVI secolo, sculture, affreschi e oreficeria. Quindi l'architetto Sergio Denardi. L'architetto Denardi ha il compito di farci una lezione sugli edifici monumentali, quindi gotici rinascimentali come diciamo estensione temporale. Giugno, la dottoressa Irene Spada della soprintendenza del Molise ci parlerà di Serravalle. In modo particolare sarà interessante perché ci parlerà dei nuovi abitanti con comacini, bergamaschi, tedeschi ed ebrei che arrivano perché richiamati piatto ricco, ficco, quindi sarà interessante. Poi un lavoro a due mani, dottor Giuseppe Palugan e dottor Angela Vettorello, strutture sanitarie del periodo veneziano, dal veneziano al Novecento. E quindi anche qui avremo medici, strutture sanitarie, ospizi, ospedali, lazzaretti. Dottor Giampaolo Zagonel, che insomma penso conoscete perché è un celebre conoscitore, scrittore della vita di Lorenzo da Ponte. Letteratura vittoriese. Poi passiamo all'11 settembre, periodo veneziano ancora, la seconda parte. Dottor Massimo della Giustina, Ceneda, organizzazione e contea vescovile. Massimo della Giustina ha scritto gli statuti di Ceneda, il libro che abbiamo presentato 2 anni fa. Quindi, dottoressa Antonella Uliana, ecco la nostra formidabile assessore, io ormai ti ho dato il titolo, sì, che è stata arruolata proprio per, non solo perché è assessore, ma anche perché competente in storia dell'arte. Ci farà arte a Ceneda e Serravalle, quindi pittori locali chiamati da una ricca committenza. Di nuovo Irene Spada con economia e società a Ceneda e Serravalle. 9 ottobre, periodo 8-900, quindi anche questo come il precedente diviso in 2 parti. C'è stato? Quello lì è Caberlotto e non Dacier. Ma è sotto? Ah sì, scusate. Allora, sì. La prima foto è quella del dottor Livio Caberlotto, invece la seconda è quella del dottor Zagonel. E quella di Giuseppe Dacier non l'ho trovata in internet, per evitare di fare. Meglio. Comunque sei qui, ecco.
per evitare di chiedergli di farsi un selfie, gli ho detto di mandarmelo, ho detto vabbè, facciamo a meno. Quindi dottor Giuseppe Dassè, storia politica dell'Ottocento. Quindi dottor Livio Camerlotto, la diocesi di Ceneda, in questo periodo però, no? Perché prima Giovanni Tomasi ci aveva portati fino al Settecento, il periodo 8-900, quindi vescovi, strutture religiose. Questa lezione è affidata al dottor Livio Camerlotto. Quindi dottor Giampaolo Zagonel, qui abbiamo la foto di riferimento giusta, letteratura vittoriese. Quindi l'architetto Franco Posocco, che ci parlerà della Piazza del Popolo, simbolo della città. 13 novembre 8-900, seconda parte. Questi due grossi periodi li abbiamo dovuti suddividere perché veramente c'è molto, molto da dire. 13 novembre, quindi la dottoressa Botteò, Economia e Società, dottoressa Antonella Uliana, ancora Storia dell'arte, il colonnello Lorenzo Cadettu, Organizzazione e strutture militari. Andiamo a dicembre e abbiamo questa volta due lezioni solo, perché poi c'è la chiusura. Abbiamo il dottor Maurizio Castro che ci fa la storia politica del Novecento, quindi uno storico cadorino, Giandomenico Zanderigo Rosolo, che ci farà i cadorini a Vittorio Veneto. Sono davvero molti, presenti fin dal XII secolo e fino al XXI secolo. Ecco, quindi credo che ce ne sarà veramente, sarà anche impegnativo. Questi sono gli approfondimenti di cui avevo parlato prima. Scusate proprio questo lungo elenco, spero che si possa leggere. Il mio capo mi avrebbe bocciata per mi diceva 3 informazioni per slide, non di più. Qui veramente sono tante. Comunque, come vi dicevo, laddove nel testo troviamo difficile far rientrare un argomento, quindi che si apre un argomento troppo grande, e dove vale la pena invece che questo argomento venga esplicitato bene, allora lì proponiamo un approfondimento. Per esempio il dottor Arnosti ci farà Monte Altare, Giovanni Riviera gli indici dei termini archeologici, perché spesso lì veramente bisogna capirci. Il dottor Gabriele Carniella, chiesa di San Pietro di Ceneda, Mauro Dei Tos, la chiesa di San Michele di Salsa, la dottoressa Costa Penaria, che lavora ai musei civici, il patrimonio museale, il dottor Claudio Bolzano, la musica vittoriese, l'architetto Nasuato. Avete presente chi è passato recentemente da San Giacomo di Veglia? Ha visto dei lavori al campanile. Bene, quei lavori li sta facendo l'architetto Fabio Nasuato e quindi ci parlerà dei ritrovamenti sotto il campanile di San Giacomo di Veglia. Poi Massimo della Giustina, la famiglia da Formeniga, importantissima famiglia dal XII secolo. Leonardo Mezzarova, le medaglie per Marcantonio Flaminio, che ce ne sono parecchie. Io vi parlerò degli ebrei a Vittorio Veneto. Franco Gobbatto, i lanifici, Patrizia Moz, le filande, Giampaolo Zagonel, le rarità bibliografiche, Giuseppe Palugan, gli spadai, bisogna proprio estrarli dal testo, tanto importanti sono, Franco Giuseppe Gobbatto, le terme, Maurizio Lucchesi, le famiglie nobili, e il dottor Giovanni Tommasi, la demografia. Poi ci sono dei lavori a più mani che faremo all'interno del circolo: cementifici, centrali elettriche, le borgate di Vittorio Veneto. E quindi poi le foto vi ho già detto. Ecco, credo che sì, credo di avervi detto tutto. Sì. Quindi l'appuntamento per chi è interessato sarà il 10 di gennaio.
Chi è interessato, ripeto, ad avere l'attestato di frequenza, gentilmente si metta in contatto con il nostro socio Massimo Busso, che è qui in seconda fila. Massimo, ti vuoi alzare ancora perché qualcuno magari è arrivato tardi? Ecco, mettetevi in contatto con lui perché deve prendere nome, cognome, email per informarvi in caso di problemi dovessero insorgere. Noi vi ringraziamo per essere stati qui questa sera e ci vediamo il 10 di gennaio. Grazie.